Benvenuti alla nostra nuova puntata di Soundtrack City. Quella di oggi è l'inaugurazione di una serie che si intitola Monograph, dedicata a un grande compositore delle colonne sonore, diciamo, internazionali. Oggi parleremo di Ryuichi Sakamoto. Marco, non ti dimenticare, tra l'altro, che non solo parliamo di un compositore nello specifico, ma ogni puntata è un contenitore di musicisti che interpretano, grazie al nostro Ecco. invito, dei brani dei compositori di cui parliamo, che sono sia musicisti che compositori egli stessi. Quindi non si parlerà solo di musica, ma si sentirà finalmente anche un po' di musica all'interno di questa stessa puntata. E parlaci un po' delle sue opere principali, della sua filmografia in qualche modo. Allora, il nipponico Ryuichi Sakamoto, classe 1952, nasce come compositore, come arrangiatore, in realtà studia pianoforte ed è che è il suo strumento di elezione fin dall'età di 11 anni, e poi forma negli anni 70, dopo vari esperienze in locali notturni, nel jazz, nel pop, forma questa famosissima orchestra che si chiama Yellow Magic Orchestra, che diventa una delle più grandi e famose, successo internazionale, gruppo pop, techno pop negli anni 70 fino agli anni 80, e si ispirano, sotto esplicita dichiarazione di tutti i membri, di cui il leader è proprio Sakamoto, che suona le tastiere e canta, si ispirano a Giorgio Moroder e ai Kraftwerk. Come si avvicina poi alle colonne sonore Sakamoto? Questa sua fama internazionale lo porta ad essere chiamato, ma in realtà non in qualità di compositore, ma di attore, da Nagisa Oshima, che è il regista di Merry Christmas Mr. Lawrence, in italiano chiamato Furio, con David Bowie protagonista in questo campo di concentramento dei giapponesi. E in realtà alla fine delle riprese Oshima dice a Sakamoto che voleva proprio lui, data la sua fama come compositore elettropop, autore proprio delle musiche del film. E quindi la sua prima colonna sonora, che poi diventa famosissima. In pratica Furio è stato, anche qui è stata una colonna sonora che è un successo internazionale, dico bene? Sì, talmente tale il suo successo che Bernardo Bertolucci ha ritenuto, questo è un aneddoto carinissimo, che la scena finale del film fosse la più bella scena d'amore nella storia del cinema, quella tra David Bowie e Sakamoto, e quindi ha chiamato Sakamoto per L'ultimo imperatore, ma non in qualità di compositore, bensì di attore. Gli ha fatto girare per 3 mesi alcune scene del film, e poi, dopo 2 mesi dalla fine delle riprese, lo chiama al telefono e dice: Ryuichi, guarda che hai 2 settimane per comporre tutta la colonna sonora. Ma guarda, è interessante questi aneddoti, ma scusa, da dove li prendi? Come li sai? E guarda, oltre a una cultura personale, ma no, in realtà c'è un segreto. Questo libro bellissimo che spero vediate tutti quanti dell'Atlante, che è un libro dedicato a monografie su compositori, e a molti aneddoti di Sakamoto che vi ho raccontato li ho presi proprio da qui. Ve lo consiglio di cuore. Ma non solo Sakamoto, immagino ci saranno pure tanti altri. Ci sono Bernard Herrmann, Bernstein, Schaar, Goldschmidt, Berry, Schifrin, Nyman, Jared, Glass. Vabbè, ho capito. Okay. Tra l'altro, come music supervisor, che tu ne sai qualcosa come ruolo, visto che sei uno dei più grandi italiani, ti sviolino un pochino. Grazie, vai tranquillo, vai, continua. Ah sì, ne possiamo dire continua pure. Vi era un futuro premio Oscar, di cui parleremo nei nostri monografici, tra l'altro. Hans Zimmer, che sarà la prossima puntata di Monograph. Senti, il titolo di questo film di Bertolucci era? L'ultimo imperatore. Che è stato anche? È stato anche il premio Oscar, il primo Oscar di Sakamoto, diciamo colonna sonora condivisa, co-composta insieme a David Byrne dei Talking Heads e a Kong Su, che è l'unico cinese del gruppo, perché in realtà poi la cosa carina è che in questa colonna sonora Sakamoto realizza l'aspetto compositivo occidentale, e Byrne è su quello orientale. Sì. Però è carino questo fatto che parte con Furio ed è un successo internazionale, seconda colonna sonora, L'ultimo imperatore, ed è premio Oscar, come dire, cioè aveva tutti i segni questo
questo Sakamoto per essere poi quello che poi è diventato uno dei più grandi compositori di colonne sonore. Infatti poi ha proseguito il sodalizio con Bertolucci con Il tè nel deserto, Il piccolo Buddha, e poi ha avuto anche ruoli importanti in altri film, con Pedro Almodóvar per Tacchi e Spillo, con Alejandro González Iñárritu per Babel, Redivivo, The Revenant con Leonardo DiCaprio. E poi anche un film tratto da una novella di Alessandro Barricco che è Seta di François Giraud, e Brian De Palma, dicevo, Omicidio in diretta, Femme Fatale, quindi ha avuto una carriera con grandissimi registi. Tra l'altro Sakamoto è uno di quegli autori che lui stesso dichiara di essere un giapponese atipico, perché la sua musica ingloba ambient, world music, jazz, contemporanea classica e sperimentalismo elettronico a profusione. Anche se è riconosciuto il compositore, voglio dire, nipponico, forse per eccellenza il più conosciuto. Ok, allora cominciamo, direi, Massimo, se non hai altro da aggiungere, con i contributi dei vari artisti che ci hanno dato una mano in questo monograph. Insomma, sentiamo un po' di musica adesso. Marco, per quanto riguarda Babel, c'è un aneddoto. Non è una colonna sonora di Sakamoto, ma è una colonna sonora di Gustavo Santaolalla, il compositore argentino, premio Oscar per I segreti di Brokeback Mountain l'anno prima, che vinse l'Oscar proprio per Babel, ma in realtà il pezzo più famoso di quella colonna sonora è proprio quello composto appositamente per il film da Sakamoto, che tra l'altro ha un titolo strano che, guarda, devo andarmi a leggere perché non mi ricordo, che è tra l'altro Bibo no Azzora. Bibo no Perfetto, Azzora. tu lo sai, tanto uno dei nostri ospiti lo interpreterà. Esattamente, esattamente. Ok, allora hai proprio dato il là, cominciamo a parlare dei nostri primi ospiti. E il primo ospite della nostra giornata sono io. Chi meglio di te? Allora, breve storia. Dunque, quello che vedrete è l'estratto da un live che si riferisce a un disco, forse il mio ultimo disco che ho fatto insieme a Mats Edberg, che è un chitarrista svedese con cui io suono in duo. Questo album si chiamava Uncamera Pocket. Uno dei brani all'interno della tracklist è Merry Christmas Mr. Lawrence, cioè appunto il brano di Sakamoto, che suoniamo Mats Edberg alla chitarra e io a questi miei strumenti strani che si chiamano handpan, di cui vi parlerò dopo il video, dopo il contributo video. Merry Christmas Mr. Lawrence, Marco Testoni e Mats Edberg live, Sakamoto.
Allora, ecco qui il mio grande amico Mats Hedberg, chitarrista from Sweden, con cui vedrete con cui abbiamo fatto il nostro primo contributo su Ryuichi Sakamoto. Ciao Mats! Ciao a tutti, come stai Marco? Bene, adesso mi fa molto strano intervistare un amico con cui ci suono, ci faccio dischi da una vita, però ti tocca, Maz. Allora, Sakamoto l'abbiamo suonato nel nostro ultimo disco, no? E abbiamo fatto il tema, quello uno dei più famosi temi di Ryuichi Sakamoto, che è appunto Merry Christmas, Mr. Lawrence. Da non confondere con Forbidden Colors, che è lo stesso tema che ha fatto, però vocale con David Sylvian. Quando è che hai sentito per la prima volta Sakamoto? Sakamoto me l'hai introdotto te in realtà, mi è piaciuto moltissimo, poi l'ho seguito un pochino, è un grandissimo compositore, molto emozionante. Entrando dentro proprio questo pezzo, il Merry Christmas Mr. Lawrence, tu come l'hai trovato proprio dal punto di vista chitarristico? È stato facile trasporre con la chitarra il pezzo? Sì, abbastanza facile, ma siccome è un po' minimalistico, devi stare molto attento alle note che fai, per non disturbare troppo la melodia. Sì, okay. Ecco, quella è stata la sfida, diciamo. Poi tu come posso dire, hai allestito una sorpresa che io non sapevo, e cioè hai fatto un ulteriore contributo e un'ulteriore reinterpretazione di un pezzo di Sakamoto, no? Quale, Mats? Sì, Te nel deserto, il tema che mi sono incuriosito un pochino e l'ho fatto con la chitarra elettrica. Grazie. The Sheltering Sky, se non sbaglio, no? Sì. È il tema. Sentiamolo, perché c'è una cosa, una piccola chicca, una particolarità di cui parleremo dopo. Intanto sentiamoci Mats Hedberg, The Sheltering Sky, da Il tè nel deserto di Sakamoto. Allora, questo è il Lebo, è fatta così, e questi due magneti fanno vibrare la corda. La nota che può durare tantissimo. Quante ne vuoi? Ok, grazie Mats, bellissima. Poi la chitarra elettrica secondo me è perfetta per questo tema, ma è ovvio che la particolarità che ti chiedo è, ma fammi capire una cosa, quello strano accessorio che suoni, io lo conosco, ce lo spieghi meglio? Si chiama EBow, è un'invenzione americana da Los Angeles che esiste da anni 70, che l'hanno usato in tantissimi chitarristi creativi, Adrian Belew, Robert Fripp, in realtà sono due magneti che fanno vibrare la corda. Okay. E che particolarità ha questo tipo di accessorio? E questo gli fa durare la nota anche 10 minuti, quello che vuoi tu. Quindi lunghissimo, e doveva simulare un arco inizialmente, credo. Era l'idea, insomma. Quindi ecco, noi nel frattempo vediamo un contributo video che ci hai mandato per capire, insomma, qual è la tecnica, ma per far capire qual è la tecnica tu non ti sei limitato a questo, no? Cioè, no. c'hai scritto proprio un manuale.
un manuale, il primo metodo nel mondo dell'Ibo, e sta uscendo adesso, però con la coronavirus è un po' problematica con la distribuzione fisica. Da settembre in poi ci sta nell'America, tutta Europa. Adesso comunque si può comprare on internet questo metodo qui. Ah, ecco, Ibo Guitar, eccolo lì, sì, è edito da Edizioni Dantone Music, Milano. Dantone Music di Milano. No, Dantone. Dantone Music di Milano. No, con la D. Ah, eccolo lì, ok, perfetto, benissimo. Ok, e questo è importante perché tu invece questo qui è l'Ibo lo usi da tantissimo tempo, no? Io l'ho visto suonare tantissime volte, quindi... Sì, più o meno da 15-20 anni, però sentivo la mancanza di un metodo, perché non esiste, quindi per me è stata una cosa molto bella. Poi anche in allegato, scusa, c'è 44 video online. Quindi allora c'è la possibilità anche... quindi un tutorial anche video. Va bene. Allora, come sentite, Maz, tu da quant'è che vivi in Italia, Maz? Dal 93. Dal 93, cioè ormai 7, 27, quasi 30 anni in sostanza. Quindi, vedete, svedesi che amano il nostro sole, probabilmente. È vero. Peraltro, Maz, una cosa, Maz fa tantissimi concerti come chitarrista. Una cosa che mi ha incuriosito è che, se non sbaglio, tu sei stato forse l'ultima persona che hai fatto un concerto all'estero prima della chiusura totale, no? Mi sembra a Mosca, sì, se non vado errato. A Mosca il 3 marzo abbiamo suonato. Sì, e poi il giorno dopo hanno chiuso tutti i cinema e tutti i teatri. Abbiamo suonato al teatro dove ha cantato Maria Callas, è un posto bellissimo. Helicon Opera si chiama, a bellissimo. Mosca. Questa qui no, ma è stato bellissimo il fatto che sei rientrato in tempo, se no restavi a fare la quarantena a Mosca, che può essere anche, stavi sicuramente al freddo. Senti. No, l'ultima cosa, quando siamo arrivati all'aeroporto di Mosca sembrava un film di Kubrick, erano tutti vestiti di bianco, c'era un controllo rigorosissimo il 2 marzo, perché noi siamo arrivati il 2 marzo, il giorno prima, e il controllo, se qualcuno di noi avevamo la febbre venendo da Italia, dovevamo tornare indietro, non potevamo rimanere. Va bene, Maz, grazie tanto, grazie tantissimo, io ti lascio. Ciao. Grazie Marco, grazie a tutti gli ascoltatori, è stato veramente un piacere. Alla prossima. Ciao.
Allora, eccoci qui a Soundtrack City con l'ospite che merita questo applauso che sentite, è l'applauso ovviamente posticcio, finto, ma allora, mi scuserete se ogni tanto mi viene la calata della mia città, ma ho qui davanti a me un mio concittadino proprio, anzi nello stesso quartiere viviamo. Sto parlando di Massimiliano Lazzaretti. Ciao Ciao Massimiliano. Marco, ciao Ciao. a tutti. Allora, io ho visto nel video che hai passato prima che c'è un cane che a un certo punto entra in scena. No, raccontami la sua storia. Io la conosco, però ti prego, racconta perché è bellissima. Sì, guarda, è incredibile poi i segnali e le coincidenze. Sì. E il nostro cane si chiama Tokyo, Ecco. ovviamente in omaggio sia alla città che al protagonista della Casa di Carta, ok? Sì. Tra parentesi. E Tokyo è uno Shiba Inu. Lo Shiba è uno dei cani più antichi al mondo ed è un cane giapponese. Pensa, nel 1936 è stato nominato monumento nazionale. E invece, ecco, questo qui insomma è un segnale, una coincidenza. Una coincidenza veramente, veramente Sì. carina. Salutaci Tokyo. Allora, io ti rifaccio i complimenti di nuovo per questa interpretazione di Sakamoto che hai dato di questo pezzo che quasi ti ho chiesto su commissione, diciamo così, Bibo no Zora. Grazie a te per l'opportunità, Marco. No, innanzitutto. Grazie a te. Senti, allora ti chiedo una cosa per cominciare. Sì. Tu sei uno strumentista, un valentissimo strumentista, e dopo ne parliamo, ma anche un valentissimo compositore. Dimmi un po' le tue sensazioni circa la scrittura di Sakamoto, circa qual è la prima colonna sonora che hai ascoltato di Hiroyuki e cosa ti ha colpito, magari. Sì, allora, diciamo che Sakamoto, come tu sai, per noi compositori, soprattutto di musica da film, di musica applicata alle immagini, rappresenta un punto di riferimento assoluto insieme ad un altro grande compositore che è Hisaishi. Questo perché? Perché diciamo che rappresenta, secondo me, a parte la bellezza delle melodie e la grande raffinatezza, secondo me rappresenta quello che dovrebbe essere un compositore di musica da film, ossia un compositore che si mette a totale disposizione delle immagini, riprendendo un po' il concetto diciamo anche un po' monteverdiano, no? Della musica, che doveva essere a servizio completo delle parole all'epoca. Mentre per quanto riguarda la settima arte, diciamo, la musica deve essere a completa disposizione delle immagini e della volontà del regista. Quindi questo secondo me è uno dei motivi per cui Sakamoto rientra tra i compositori imprescindibili. Peraltro Sì. Sakamoto, ad esempio, questo tema che tu hai suonato, Bibo no Azzora, fa parte di un film, Babel. Bene, io il film non l'ho mai visto, ho sentito prima in sostanza il tema che il film. E questa è la rappresentazione massima, che è un brano, anche se nasce per commentare le immagini, poi se è ben fatto, diciamo così, poi va oltre, ha una vita va proprio... oltre, assolutamente, va oltre alle immagini, che è un po' quello che ci insegna Morricone. Lui, poi ho anche degli aneddoti, se poi te li dirò. Lui compone musica assoluta. Lui, a prescindere dalle immagini, molto spesso compone e ha composto su sceneggiatura. E quindi questo, sì, esattamente quello che dici tu, Marco. Senti, andando al di là di Sakamoto, parliamo un po' di te, no? Allora, io dicevo prima che tu sei conosciuto sia come strumentista che come compositore.
quindi ti inviterò spessissimo, sappilo. Da dove sei partito? I tuoi esordi, quali sono stati? Guarda, allora, i miei esordi, io ho iniziato lo studio della fisarmonica perché mio papà suona la fisarmonica. Quindi io da piccolo mi mettevo lì 3, 4 ore, 5 ore ad ascoltarlo, e lui suona tuttora nelle sale da ballo. Intanto facciamo vedere le immagini di te, di quando avevi qualche anno di meno, che suoni appunto la fisarmonica. Dimmi. Grazie. E anche mio papà, nella semplicità che lo contraddistingue, mi chiese se volevo iniziare a prendere lezioni. Quindi quando andai dal mio maestro, il mio maestro mi chiese quanti anni avevo. Io avevo 6 anni. Per lui ero troppo piccolo perché non sapevo né leggere e né scrivere. E quindi mi disse di tornare l'anno dopo. Io sfiderei il 99% dei bambini a quell'epoca a tornare l'anno dopo, e io tornai l'anno dopo. Quindi ti piaceva però? Ti dico, ecco, questa cosa nel 1987, avevo 10 anni e vinsi il premio che è considerato uno dei premi più importanti al mondo, in cui risultai l'unico vincitore in rappresentanza dell'Italia, che è il premio di Castelfidardo. Incredibile, perché diciamo mi aprì le porte a tutto quello che poi è venuto dopo, insomma. Ecco, allora infatti per quanto riguarda questo, allora per la tua qualità, voglio dire, nell'ambito del tuo strumento che è la fisarmonica, io credo di averti conosciuto, no, non ti ho conosciuto in quell'occasione, però ti ho visto anche in quell'occasione, nell'occasione della lavorazione di Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, musiche di Umberto Scipione, suonare appunto la fisarmonica. Sono tuoi i temi di Benvenuti al Sud e al Nord. Esatto, 2009. Quello 2009. fu il primo film, sì, in cui venni coinvolto da parte di Umberto, e poi da lì in poi diciamo registrai tutte le colonne sonore dei suoi film, insomma. Ormai dei fai film che a parte musica... Sì, fai parte del suo cast. Senti, invece veniamo a te come compositore. L'altra cosa stravagante, vabbè, di te e di me l'ha raccontata prima Massimo a proposito del premio Colonne Sonore, che hai vinto con il film Il Traduttore. Di che anno è? Visto esatto. che Il Traduttore era... è del 2016. Ok, regia di 2006, Massimo Natale, con protagonista Claudia Gerini, esatto. Una bellissima Claudia Gerini peraltro, e raccontaci un po' di quell'esperienza. Guarda, quell'esperienza secondo me è stata una delle esperienze più belle, e questo è dato anche dal fatto a parte il premio, ovviamente, prestigioso, di cui vado veramente fiero, però è proprio il risultato della colonna sonora. Questo perché sai meglio di me, Marco, come le tempistiche, e soprattutto negli ultimi anni, per quanto riguarda proprio il positivo della colonna sonora, siano totalmente cambiate. Quindi noi purtroppo noi veniamo chiamati all'ultimo, quando il film con tempi ristrettissimi. Sì. Oddio, manca la musica. Ok, chiamiamo il compositore. Mentre quella è stata una delle non poche occasioni in cui ho composto la colonna sonora sulla sceneggiatura. Quindi che vuol dire questo? Questo vuol dire che più c'è tempo per scrivere una colonna sonora, e più la colonna sonora verrà meglio. E più i risultati si vedono. Io mi ricordo di quella colonna sonora che tu hai avuto anche il tempo di fare qualche esperimento. Io mi ricordo di una chitarra trattata. Esatto, insieme a Fabrizio Pigliucci, con cui
che è uno dei miei collaboratori, è un amico, una persona eccezionale. E questa cosa diciamo, la creò lui, perché volevamo contestualizzare un po' la musica e quindi prendendo dei riferimenti dell'Est Europa. Lui ci pensò e dopo 2 giorni mi mandò degli audio realizzati mettendo una chitarra acustica e disponendola parallelamente al terreno, al pavimento, su 2 sedie e suonata con delle mallets. No, la contraddistingue proprio la colonna sonora. Esatto, quel timbro lì è una cosa che mi è esatto. rimasta in testa proprio come il suono di quella, il sound. Esatto, che spesso poi serve veramente poco, soprattutto nella musica da film, Marco. Sì. Non bisogna inventarsi chissà Sì. cosa, magari serve veramente, basta una traccia fatta Sì. bene per fare elevare, insomma. Basta un timbro, magari. Basta un timbro, esatto, assolutamente sì. Insomma. Senti Massimiliano, allora Sì. parlaci per chiudere invece delle tue ultime esperienze, dopo quelle avvenute dopo quella del traduttore, insomma. Io so che hai fatto un film inglese, se non vado errato. Esatto, un film che è uscito lo scorso anno, a giugno del 2019, appunto è una commedia, I Love My Mom, molto molto interessante, molto ben scritta, lontana dalla nostra concezione di commedia, quindi molto molto British. La domanda che ti faccio è: come si trova un italiano a lavorare con una produzione inglese? Guarda, io mi sono trovato benissimo. A volte mi dispiace anche dirlo perché dovrebbe essere la normalità per noi, però non è così normale e scontato, almeno nel nostro territorio. Sì, e siamo molto apprezzati all'estero. E questa è una cosa bella, buona. Questa è una cosa buona. È una cosa buona. Senti, allora Massimiliano, io ti ringrazio Grazie te infinitamente. E per tutto io ti auguro il meglio proprio, il meglio. Soprattutto ti auguro di uscire di casa prima possibile, voglio dire. Questo perché, sì, te lo auguro anche a te. Esatto. Di vederci al tufello a prendere da qualche parte, ma fondamentalmente siccome lo sappiamo tutto che c'è un grande problema per tutti i lavoratori dello spettacolo, non solo musicisti, ovviamente proprio tutti, per la situazione che abbiamo, che si spera, voglio dire, se ne esca il prima possibile. Speriamo, un abbraccio. Speriamo. Grazie, anche a te Marco, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. Massimiliano Lazzaretti. Allora, per questa puntata di Soundtrack City, anzi di Monograph all'interno di Soundtrack City è tutto. Noi vi diamo una breve anticipazione di quello che sarà il prossimo compositore che andremo a prendere in esame, e cioè, caro Massimo? Non è uno spoiler, ma è e sarà Hans Zimmer, compositore premio Oscar, di cui abbiamo parlato in testa. Sì. Quindi come vedete andiamo proprio direttamente sui big, proprio quelli big. Quindi questa è una richiesta che faccio una call anche per gli altri musicisti. Se volete dare un contributo anche voi, avete qualche cosa di registrato di Hans Zimmer, un breve contributo video con una qualità dignitosa, potete inviarlo a questa mail che leggete qui sotto, soundtrackcityonline@gmail.com. Grazie. Ciao Massimo, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Buona musica. Sempre.